Vogliamo diventare come Venezia, dove non c'è più nessuno in centro nei negozi di qualità. A citare la laguna come esempio negativo è l'assessore al turismo del Comune di Roma, Adriano Meloni, alla vigilia dell'introduzione di un nuovo provvedimento sul decoro urbano della capitale. Pacata la risposta della sua omologa veneziana Paola Mar, che evita pietosamente di ricordare come Roma sia proverbiale in tutto il pianeta per la mancanza di pulizia, l'abusivismo fuori controllo e i servizi pubblici da terzo mondo. Credo che sia stata una dichiarazione incauta. Siamo una città viva e io consiglierei al mio collega di venirmi a trovare per vedere magari di adottare qualche soluzione anche a Roma di quelle che abbiamo già preso qui a Venezia. Potrebbero ispirarsi al nostro modello, suggerisce serenamente la Mar, se non altro per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti che in centro storico ci sta dando grandi soddisfazioni. Quanto alle continue segnalazioni da parte dei veneziani di comportamenti incivili, osceni e pericolosi messi in atto dai turisti, l'assessore invita a non drammatizzare. I casi sono qualche decina, rileva, a fronte di 25 milioni di visitatori che ogni anno arrivano in città e non vanno demonizzati per le azioni di pochi maleducati. È chiaro che non si può militarizzare la città, però dal 1° di agosto dovrebbero essere in servizio altri 100 vigili e per chi si comporta in maniera scorretta in città, che è un'esigua minoranza chiaramente, però saremo assolutamente inflessibili. L'ordine che deve partire è tolleranza zero.